Buongiorno e buon sabato a tutti. Vogliamo cominciare questo nuovo giorno mettendolo sotto la protezione di Maria e chiedere per sua intercessione al Signore che ci accompagni in questo giorno, ci protegga, ci guidi, ci sostenga e ci faccia sempre di più sperimentare la sua misericordia. Buongiorno a Maria, un buongiorno che stiamo rinnovando mattina per mattina e per rendere grazie al Signore e magnificare con le parole stesse di Maria tutto ciò che il Signore fa per noi. Vogliamo iniziare e mettere sotto la protezione del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo la nostra giornata. Regina dei cieli, rallegrati, alleluia. Cristo che hai portato nel grembo, alleluia. È risorto come aveva promesso, alleluia. Prega il Signore per noi, alleluia. Rallegrati, Vergine Maria, alleluia. Il Signore è veramente risorto, alleluia. Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il sabato è il giorno solitamente dedicato a Maria e a lei vogliamo rivolgerci come fonte di luce e di vita per ognuno di noi. Nel Vangelo di Giovanni così leggiamo: c'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, un capo dei Giudei. Egli andò da Gesù di notte e gli disse: Rabbì, sappiamo che sei un maestro venuto da Dio. Nessuno infatti può fare i segni che tu fai se Dio non è con lui. Gli rispose Gesù: in verità ti dico, se uno non rinasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio. Gli disse Nicodemo: come può un uomo nascere quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? Gli rispose Gesù: in verità ti dico, se uno non nasce da acqua e da spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quel che è nato dalla carne è carne, quel che è nato dallo spirito è spirito. I Santi Padri insegnano con una certa insistenza che i misteri di Cristo, celebrati dalla Vergine Madre, Chiesa nei sacramenti dell'iniziazione cristiana, ebbero compimento nella Vergine Madre Maria. Lo Spirito che santifica il grembo della Chiesa, cioè il fonte battesimale, perché generi i figli di Dio, santificò il grembo di Maria perché desse alla luce il primogenito di molti fratelli. Lo stesso Spirito che il giorno di Pentecoste è sceso sulla Vergine Maria viene effuso sui neofiti nella celebrazione del sacramento della Cresima. La carne e il sangue che Cristo offrì sull'altare della croce per la vita del mondo e che la Chiesa ogni giorno offre nel sacrificio eucaristico sono la carne e il sangue che la Beata Vergine Maria generò per la nostra salvezza. Un breve racconto. Un discepolo andò dal suo maestro e gli disse: Maestro, voglio trovare Dio. E il maestro sorrise e, siccome faceva molto caldo, invitò il giovane ad accompagnarlo a fare un bagno nel fiume. Il giovane si tuffò e fece altrettanto anche il maestro. Poi lo raggiunse e lo agguantò, tenendolo a viva forza sott'acqua. Il giovane si dibatté alcuni momenti, finché il maestro poi lo lasciò tornare a galla. Quindi gli chiese che cosa avesse desiderato di più mentre si trovava sott'acqua. E il discepolo rispose: l'aria, evidentemente. Desideri Dio allo stesso modo e la sua parola allo stesso modo? Gli chiese il maestro. Se lo desideri così, non mancherai di trovare Lui e la sua parola. Ma se non l'hai in te questa sete ardentissima, a nulla ti gioveranno i tuoi sforzi e i tuoi libri.
Non potrai trovare la fede se tu non la desideri come l'aria per respirare. Quando affiora il problema di Dio, vorremmo sempre una risposta immediata, possibilmente che non ci chieda fatica, sforzo, e in questo caso non avremo mai una risposta. Per arrivare a una soluzione, essa esige umiltà, perseveranza nella ricerca, il superamento degli ostacoli che impediscono di vederne i pericoli e di operare rettamente, decisione senza compromessi e mezze misure. Preghiamo. Padre buono, donaci il tuo Santo Spirito, perché guidi ogni nostra azione e irradi sul cammino della Chiesa la luce di santità che rifulse in tutta la vita della Vergine Maria. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il fioretto di oggi ricorda, se ti è possibile, la data del tuo battesimo. E poi, durante questa giornata, trova il tempo per rinnovare le promesse battesimali. Buona giornata a tutti.